Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno al nostro ospite per questa prima puntata settimanale di Auto da Fè. Siamo con Marco Gregoretti, che comincio a salutare e che ringrazio. Buongiorno Marco. Buongiorno. Marco Gregoretti è giornalista, scrittore, autore televisivo. Fa il giornalista dal 78, ha lavorato per molti media, non sto neanche a citarli tutti, dall'Occhio dove ha iniziato, se non sbaglio, come cronista di Nera, a TV, radio private, settimanali, Europeo, l'Espresso, Panorama dove sei stato per molti anni, GQ, 7 del Corriere della Sera, Gente, Class, Milano Finanza, Rai, Mediaset e anche fatto parte stabilmente, credo ancora, della redazione di Quarto Grado, che si attaglia perfettamente anche all'argomento di cui parliamo oggi. E hai vinto nel 98, quando lavoravi a Panorama, il premio Saint Vincent, sezione periodici, per un'inchiesta a puntate molto forte sulle torture e gli stupri perpetrati dai militari italiani in Somalia durante la missione di pace Restore Hope IBIS, chiedo scusa. Hai scritto anche alcuni libri, alcuni dei quali su vicende molto complicate, come Pronto chi spia, sulla vicenda Sismi Abu Omar, della quale abbiamo peraltro parlato recentemente, sul doping nello sport e sulla figura di Sergio Marchionne, l'uomo dal maglione nero, oltre che su Callisto Tanzi, ma ti sei occupato anche di questioni finanziarie per Milano Finanza. Diciamo che sei l'interlocutore ideale anche per sbrogliare una matassa, Marco, della quale ti stai occupando nella tua più recente incarnazione giornalistica, no? Quella di neo-youtuber, permettimi questo. Neo mica tanto, perché ormai il tuo canale YouTube è Marco Gregoretti giornalista, dove il nome credo che voglia avere anche un peso, un significato in questa definizione. Comunque lo trovate facilmente se andate su YouTube, Marco Gregoretti giornalista. Hai già il tuo bel numero di follower, come si dice tra voi YouTuber. Di iscritti al canale. Iscritti al canale, ai quali ogni giorno tu fai il punto della situazione su tante cose diverse, ma ti sei occupato anche dettagliatamente come cronista di razza, diciamo così, del caso Garlasco, di cui parleremo oggi. Allora, io vorrei partire da una considerazione di carattere generale, perché noi abbiamo intitolato la nostra conversazione Uno sguardo ai fatti oltre ai partiti in campo, partiti tra virgolette, però i partiti ci sono, cordate o partiti giornalistici e mediatici. In questa vicenda di Garlasco, no? Anche tu l'hai notato in una delle tue trasmissioni su YouTube, sul tuo canale, c'è gente che quasi quasi si arrabbia se le cose non vanno nella direzione che il giornalista X o Y o la cordata X o Y ha sempre sostenuto, no? Perché secondo te c'è gente che si arrabbia se le cose non vanno come avevo previsto io, detto io, oppure se non vanno nel verso giusto per le persone che ospito io nella mia trasmissione televisiva, che ho sempre difeso, perché io sono convinto che è andata così? Guarda, come dicevi giustamente tu, sono due partiti, sono 2, 3, 4 partiti. E quando nascono i partiti, molto spesso in Italia si fanno giochi strani, no? Si fanno giochi strani. E allora può essere una considerazione generale, facile anche, che può avere a che fare col narcisismo, che può avere a che fare con gli ascolti, che può avere a che fare con le proprie ambizioni personali, però c'è anche dell'altro, secondo me. C'è anche, diciamo, il fatto che si creano dei legami e che questi legami poi condizionano molto fortemente anche chi fa il mio lavoro, no? Perché magari c'è, adesso voglio dire prudentemente, perché ecco, però magari c'è
il collega che ha iniziato a scrivere come ghostwriter il libro di quell'avvocato, e allora poi come fa quando va in televisione a dire delle cose diverse da quelle di quell'avvocato? Questo per fare un esempio, sì. no? Per fare un esempio. Poi c'è anche il discorso degli ascolti. Il discorso degli ascolti c'è, purtroppo condiziona, perché ci sono i grafici, no? Allora vediamo che quando in quel momento, sempre per ipotesi, stiamo dicendo che Stasi è colpevole, fino a una certa data sale, poi dopo crolla. Allora dobbiamo cominciare a dire che non tira più. non tira più. Questo ovviamente. Poi ci sono anche dei fattori veri, cioè magari c'è il cronista, il conduttore, eccetera, che è convinto perché ha letto le carte che la situazione sia quella. Qui apro una piccola parentesi. Le carte, ste benedette carte, ma se fossero così veritiere le carte, dopo 18 anni staremo ancora qui a discutere, a cercare di capire chi ha ucciso Chiara Poggi. Noi continuiamo a dire che sono stati fatti 63 errori, almeno 63 errori. Io ne ho appena scoperto un altro, peraltro. 63 errori nel corso delle indagini, e quei 63 errori sono nelle carte, però. E allora io penso, adesso forse sto divagando, ma io penso che oltre alle carte, anzi le carte sono una parte del lavoro del giornalista, perché no sarebbe troppo facile. Vengo pagato per copiare quello che hanno scritto. Poi permettimi, Marco, le carte a questo punto avrebbero legittimato quello che c'è già stato, cioè una richiesta di revisione del processo, una rilettura casomai puramente appunto cartolare della vicenda, ma non ci sarebbe stata alcuna novità rimanendo alle carte, no? No. Cioè... Esatto. Allora, cosa si rischia anche quando si creano questi partiti? Adesso si rischia che poi tutto questo pasticcio si risolva con un altro condannato non oltre ragionevoli dubbio. Perché adesso non è più, la vicenda è Stasi o Sempio. Sì. Colpevole Stasi o colpevole Sempio? Magari non è No, poi colpevole. questo nobilissimo aureo principio, no, che noi abbiamo messo in Costituzione italiana ormai dal lontano 99 e con la successiva riforma dell'articolo 111 sul giusto processo, sembra che però venga sventolato soltanto quando interessa a qualcuno, non per difenderlo in assoluto, perché come tu dici, adesso magari non succederà, magari andrà tutto in direzione diversa e non ci saranno dubbi, però il ragionevole dubbio avrebbe tirato fuori dai guai un sacco di gente in questi limitiamoci ai 25-27 anni in cui è entrato in Costituzione a tutto regime. Insomma, lo si coltiva anche quello ad usum delfini, diciamo, no? Assolutamente. C'è un sacco di gente in galera che sarebbe fuori. Anche gente su casi importanti. Adesso non andiamo a rivangare. Anche lì ci sono stati partiti. Ecco, c'è una responsabilità nostra. No, perché poi tu vedi i teatrini televisivi, sei anche autore televisivo, no? E in televisione tu sai già che cosa sosterrà un certo determinato soggetto. E questo non è bello per un giornalista. Tu vedi quello lì e sai già cosa pensa, cosa dice, da che parte sta. A volte anche di più, a volte c'è un copione. Perché il discorso è quello degli ascolti, quindi a un certo punto Ecco qua, quell'ospite. Marco, fammi fare una battuta, non è nuova, però la giro a te e voglio capire cosa ne pensi tu, perché qua stiamo parlando di separazione delle carriere fra magistratura inquirente, magistratura giudicante, pubblici ministeri e giudici, ma secondo me dovrebbero separare le carriere anche fra giornalisti e procure. È la miseria, sì, è stato un disastro. Questo secondo me, ma io poi forse ho una visione romantica, non lo so. Ripeto, è troppo bello prendersi uno stipendio per copiare quello che hanno scritto altri. Cioè, ecco. Voglio dire, lì la deriva secondo me è cominciata nel 92-93 Tangentopoli. con Mani Pulite, sì, perché a parte casi rari, e tra quei casi rari mi ci sono messo anch'io, perché anch'io quando ero a Panorama per un po'
ero nel pool del giornale che si occupava di queste cose, e a parte casi rari andavano davanti all'ufficio di Pietro, prendevano la cartuzzella e se tu ricordi i titoli Sì, erano sì, tutti uguali. tutti uguali. Poi c'era il meeting fra i direttori che dicevano uguagliamoli ancora di più, questi titoli Esatto. li differenziamo così, io dico questo, E, te dici quell'altro. e se c'era scusami, un collega che magari era un po' fuori via perché diceva no, le cose non sono proprio così, non sto parlando di me, sto parlando di un altro collega senza fare il nome, e questo veniva lapidato dicendo tu sei craxiano, tu sei Sì, sì, sì. Invece era solo uno che cercava di dire no, guarda che c'è un dossier, ci sono queste cose, andiamo a vederle, no? Ecco. Ecco, ho la sensazione che da lì non si sia più usciti tanto e i cani sciolti sono mal visti da tutti i punti di vista. Ti includo anche a te nella categoria, che ti piaccia o non ti piaccia, cioè di No, mi cane piace sciolto. moltissimo. Tra l'altro, Ci sono ci sono dei contro, ma ci sono anche dei pro. Tra l'altro tu hai il tuo motto mi piace molto: la suola delle scarpe bisogna sempre consumarla, no, Sì, anche se anche i la mia. piedi sono sotto la scrivania. Ed è Io quello che domani stai vado a scusa. infatti avevo sentito in una tua trasmissione che saresti andato là a raccogliere materia No, prima. a raccogliere, a vedere una ricostruzione che insieme a una mia fonte sto cercando di fare, ma non la voglio fare. Vado lì e Mh-mh. vado a camminare a vedere se davvero è possibile che si sia verificata una certa cosa, però voglio Riguarda vederla. la via di fuga, giusto? Riguarda anche la via di Sì, fuga, perché io, cioè, dell'eventuale casualmente, assassino o assassini. Mh, assassini. C'è un, sì, scusa, un canale YouTube, sì. adesso non voglio far concorrenza né a te né a me, però vale la pena vedere, che io così avevo un pochino snobbato, si chiama Other Night, mi sembra, ed è di un criminologo che si chiama Carmelo Lavorino, Sì. che tu avrai Sì, sentito sì, sì. nominare perché dai tempi di Cogne almeno Sì. che ecco. E che però lui guardando semplicemente una planimetria catastale si è accorto che i carabinieri sono passati centinaia di volte davanti a una casa delle villette a Schiera, diciamo, dove abitava anche Chiara Poggi, senza attenzionarla, cioè hanno Mh, interrogato tutti i vicini di casa tranne questo. E sì. allora io voglio andare a cercare l'hanno interrogato dopo 3 settimane, Mh. voglio andare a cercare di capire chi è questo qua, perché è impossibile. Siccome nella carta catastale ce n'erano segnate 4, Mh. no, la carta catastale del 98 credo, e allora o è una barzelletta dei carabinieri, dici va bene, nella carta catastale ce ne sono attaccate 4, ma se ce n'è una quinta che hanno costruito dopo qui davanti noi non la guardiamo perché nella carta catastale c'è, oppure non so perché. No, ecco perché. Allora sono stati sentiti tutti tranne quello. Ecco, tra l'altro, un'altra considerazione di carattere molto empirico che tu hai fatto, mi sembra ragionevole coltivare il dubbio anche lì, permettimi questa espressione, il fatto che l'assassino o gli assassini non è detto che siano scappati dall'entrata principale, ma c'era tutto appunto un campo dietro, Sì. uno spazio enorme dietro che alla fine non è stato mai realmente indagato, no? Per molti versi. Quindi la famosa bicicletta vale fino a un certo punto. Ho visto la bicicletta, non ho visto la bicicletta lì davanti. Può benissimo darsi che le persone se ne siano fuggite per di dietro. Assolutamente, cioè, io voglio andare a vedere bene Mm, questa cosa, ok. per questo vado, perché Senti, voglio andare a vedere. a proposito di fatti, un'altra cosa che tu hai sottolineato con molto senso pratico, riguarda uno degli ultimi, "scoperte" tra virgolette che sono state fatte, no, che, dice la perizia disposta in questo caso dal giudice per le indagini preliminari della procura di Pavia, dopo l'esame della procura di Pavia, naturalmente la perizia l'ha disposta il GIP, che c'è un cromosoma Y compatibile in 12 loci su 16 con la linea paterna di Andrea Sempio sotto o sulle unghie di Chiara in 2 punti, no? Questo coincide con la precedente perizia disposta dal pubblico ministero e ancor prima con quella fatta a suo tempo, 10 anni fa, dalla difesa di Stasi, no?
Nel 2014 questo esame delle unghie della vittima lo volle la famiglia Poggi, ma siccome non c'era traccia di stasi, quel dato scientifico è stato catalogato come inattendibile. Si è scoperto dopo che però il perito dell'epoca, il professor De Stefano, non fece 2 repliche con i crismi della scienza, con quantità di materiale simile ma diverso, e quindi la ripetizione non valeva da un punto di vista di conferma, no? E oggi si dice che quelle tracce, lo dice la difesa dell'attuale indagato Sempio, sono molto modeste, sono degradate, sono parziali, il che significa, se non ho capito male, che non sono complete su tutti i marcatori, ma ne bastano soltanto 7 su 16, qui ne abbiamo 12. Parziale significa che non si sono amplificati tutti i 16 marcatori previsti dal kit, cioè in sostanza quelle tracce sono comunque identificative. Tu dici, per pura ipotesi, magari Sempio ha provato a difendere Chiara ed ecco spiegato il DNA, per dire come Sì, si possono manipolare tutte le questioni. sì. Però questa cosa qui è la scoperta dell'acqua calda, tu hai detto, no? Si sapeva già che esisteva questa traccia. Cosa ci dice allora questa traccia in Ma dunque, sostanza? allora io ripeto, lo Mm, ripeto sempre, mm, io mi baso solo su quello che c'è qua, che è il mio taccuino, e qua ci sono anche le planimetrie comunque di cui parlavo. sì. E, io, allora, piccola parentesi, quando vedo un collega o una collega che in un talk show si mette a discutere con un genetista come fosse lei o lui un genetista, a me io non ce la faccio, perché io non sono un genetista, non so, quindi non posso mettermi a discutere. Peraltro, poi dopo se vai a approfondire, rischiamo di farci delle figuracce, e succede, e allora Mm, per carità patria magari qualche genetista vero e qualche consulente tecnico scientifico sta zitto per non farci fare delle brutte figure, perché rischiamo di fare delle brutte figure. Io come cronista, la prima volta che da quando ci stiamo rioccupando di Chiara Poggi e mm, del delitto di Garlasco, quindi da qualche mese, diciamo, la prima volta che io ho sentito confermare in maniera, diciamo, molto forte la presenza del DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi è proprio all'inizio, e me lo hanno confermato 2 persone, diciamo 2 persone che come periti hanno, ma hanno sempre chiesto di non fare i loro nomi, quindi non li mm, faccio, hanno lavorato per il Tribunale di Milano, no? Quando c'era stata tutta la storia dell'analisi sulla bicicletta, di stasi, pedali, eccetera, eccetera. E hanno detto ci sono abbondanti tracce di DNA sotto le unghie, abbondanti tracce che collocano con certezza, no? Ecco, l'attuale indagato. C'è, mi sembra, l'unghia del mignolo sinistro, mi sembra che non si capisce perché mi dissero allora è andata perduta, non si trova più, non si capisce se l'hanno buttata, se l'hanno persa. Poi adesso invece i frammenti anche di quell'unghia sinistra sono sì. ricomparsi magicamente, no? E allora poi c'è stato questo balletto, non è ce n'è poco DNA, ce n'è tanto, ce n'è poco, ce n'è tanto, ce n'è Mm. poco. Io non posso come cronista che registrare questo, che concludere che io avevo questa notizia di cui avevo parlato. Mm. Poi dopo io ho una sorta di rapporto, diciamo, quotidiano anche con una televisione che si chiama Canale 122, Sì. che mi contattano continuamente, quindi ne ho parlato nel mio blog, ma nel mio canale YouTube, ma non solo. Quindi io penso che alla fine, se dovessi collocarmi a metà tra l'inchiestista e il complottista, direi che sono fatte apposta queste cose Sì. per distrarre, perché non è possibile che si passino ore, 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 perché questi talk show durano almeno 3 ore, no? A bisticciare Sì, sì, sì. sull'unghia. E poi paradossalmente, ma questo è proprio un paradosso, questa storia del DNA, il DNA è comunque un indizio, Sì, non è una certo, prova, certo. non è è la regina degli indizi, il principe degli indizi. Può collocare me in presenza sul luogo,
può dire che io ho un rapporto con quella persona, però non vuol dire Ecco, che io questo va detto che molto correttamente l'avvocato Bocellari, l'avvocato difensore di Stasi, lo ha Sì, sempre detto, e lo continua a l'ho detto dire, in anche maniera adesso. molto corretta, diciamo, Sì. va detto. Va. Ecco, Infatti. apro una piccola parentesi, poi torno ai dati di fatto che sottopongo alla tua attenzione, o meglio al tuo giudizio. Li hai già esaminati tutti, perché tu finora hai avuto questo sguardo per me molto utile. Intanto, a proposito di utilità, il canale di Carmelo Lavorino si chiama Over the Night, tutto attaccato. Ok. Over the Night, Per chi lo grazie. dovesse cercare, che in effetti è molto stimolante. Ecco, dicevo, apro una parentesi. Questa vicenda mi sembra che lo abbia notato anche un grande esperto della comunicazione come Carlo Freccero, no? In una conversazione con un'altra YouTuber che si è occupata di questa vicenda, che ha sentito anche te. Comunque, l'aspetto che interessa la gente, al di là della morbosità, come dicevi tu, le 3 ore di trasmissione su un'unghia, i giornalisti che diventano genetisti, è una canea incredibile, no? Litigi in diretta, TV, tutte queste menate qui, al di là della fuffa, c'è qualcosa di molto sostanzioso che interessa la gente e che riguarda 2 questioni, verità e giustizia, no? Ci si appassiona a questa vicenda anche perché in gioco ci sono questi 2 valori fondamentali. E anche sì. direi la fiducia nella macchina giudiziaria, perché Sì, questo qui, è fondamentale. fate le proporzioni, è un'altra vicenda come il caso Tortora, no? Per certi versi. Cioè è un setaccio attraverso il quale passa la nostra fiducia nei confronti di una cosa fondamentale che è l'amministrazione della giustizia. Concordi su questa visione? Sul perché Concordo in c'è tanto pieno, interesse di fondo, morbosità a concor- parte. concordo in pieno e aggiungo che rischiamo di avere 2 casi Tortora contemporanei, no? Tortora Stasi, Tortora Sempio. Rischiamo, perché poi magari io, scusa, piccolissima parentesi, io penso, penso, unendo i miei puntini, che nessuno dei 2 sia colpevole, che nessuno dei 2 abbia ucciso Chiara Poggi, ma che tutte e 2 sono coinvolti. Io penso questo. Sì, sì, sì. Infatti ti avrei domandato di questa tua visione delle cose, perché tu dici a un certo punto non sono per la colpevolezza o per l'innocenza, né dell'uno né dell'altro, però questi sanno cose in più Sì. rispetto a quelle che sono state. E questo però apre uno scenario molto preoccupante. Uno dice perché se le tengono per sé allora? Perché Adesso, perché sì, c'è no, qualcosa di rischioso, sì, forte nel dirle. ci arrivo. Arriviamo. Volevo risponderti alla cosa sulla giustizia perché ci tengo Sì, molto. sì. Perché il vero focus di tutta questa storia sono le inchieste Clean 1, Clean Ecco. 2, che disarcionano un sistema dove c'è un livello di complicità, di marcio, come posso dire, corruzione che coinvolge la magistratura, che coinvolge la polizia giudiziaria, che coinvolge purtroppo anche pezzi di politica, che coinvolge l'imprenditoria, che va ben al di là di Garlasco, di Pavia, di Vigevano, perché la mission del dottor Napoleone è quella, è Clean. E se si ferma questa inchiesta, già se riescono a fermarla e stanno facendo di tutto per fermarla, la fiducia dei cittadini nella giustizia, che adesso è vicino allo 0, cala sotto lo 0 e vanno e si incavolano i cittadini, perché si sta verificando questo, secondo me, che probabilmente è un errore, ma un errore che nasce da una disperazione collettiva, perché chi entra in un tribunale non sa che cosa gli succede. Già. Sì, infatti. Vedono nel dottor Napoleone una specie di Robin Hood della giustizia. No, come avevano fatto con Di Pietro, la differenza è che con Mani Pulite c'erano pesanti influenze esterne, straniere e internazionali, Sì. in questo caso no. C'era la manina americana di sicuro, possiamo dire, no? C'era la manina americana, no? Poi l'aveva persino scritto nel libro, nell'intervista che Marcello Andreoli aveva fatto a Saverio Borrelli, c'era anche il suo incontro. Ecco, no? Io so che ci riunivano in un ristorante di Milano, domani più o meno, domani chi arrestiamo? Ecco, quindi certo, c'erano elementi golpisti in qualche modo in quella vicenda, secondo me. Questa è una storia molto italiana,
tutta italiana, c'è Sì, già sì. la procura di Cuneo che è interessata, cioè questa cosa va avanti, non la Ecco, fermano più. perdonami, a me è venuta ogni tanto questa suggestione, non la sottopongo al vaglio della tua esperienza e anche della tua capacità di leggerli molto meglio di me questi fenomeni, ma a me è sembrato a un certo punto che sia in corso anche un regolamento di conti fra settori della magistratura, no? È Pesante, così? pesante. Secondo me è pesantissimo. È pesantissimo perché ovviamente adesso diciamo uso Napoleone Sì, come brand, diciamo. La squadra Napoleone o la pezzi della procura di Pavia e pezzi della procura di Brescia hanno a che fare con i reflui del passato, mm, che sono lì e che sia dal punto di vista della polizia giudiziaria che dal punto di vista della sì. magistratura. Che non c'è un regolamento di conti e il fatto, secondo me, di non voler cedere il passo, tra virgolette, al nuovo che avanza, perché si Mm. perde potere, si perdono posizioni, si perdono vantaggi, si perde, Che non è un nuovo eccetera. anagrafico, perché anche Napoleone è vicino alla pensione, è un nuovo di qualità diversa, di Sì, stampo diverso. sì. Io Insomma, penso, per esempio, mm, che lui sia arrivato con quella missione, mm. che nell'aver ripreso in esame tutti i fascicoli che c'erano, si è trovato anche quello di Chiara Poggi e in quello di Chiara Poggi ha trovato però dei collegamenti perché dei personaggi che sono dentro a Clean, Mm. particolarmente diciamo carabinieri, e Sì. sono anche in qualche modo erano stati interessati dalla vicenda dell'omicidio di Garlasco. Quindi Poi ci torniamo nella seconda parte della trasmissione perché Clean 1, Clean 2, tu l'hai messo in luce molto bene, sono una centina, diciamo così, raccolgono, mettono insieme una quantità di questioni che sono estremamente importanti da capire per valutare il quadro d'insieme, no? Però ti volevo sottoporre, prima adesso siamo già a 26 minuti, tra poco dobbiamo fare la piccola pausa. Ti volevo sottoporre due spunti empirici, uno dei quali va in una direzione che tu hai adombrato, secondo me, ma te la pongo come ipotesi. Allora, il primo, negli ultimi 2 giorni è venuta fuori questa storia. Ci sono stati tra il 21 e il 22 gennaio del 2017, cioè 20 giorni prima che l'attuale indagato Sempio, che era indagato anche allora, fosse convocato per l'interrogatorio previsto il 10 febbraio del 2017, 20 giorni prima che Sempio vada a essere interrogato nel 2017, ci sono 2 giornate di telefonate, messaggi anomali, frenetici, continui fra la polizia giudiziaria, in particolar modo Sapone, capo della polizia giudiziaria, che se non sbaglio è stato interrogato e poi anche pesantemente, diciamo, di recente, e gli hanno anche sequestrato la cassaforte. Quindi 48 ore di messaggi anomali, frenetici, continui tra polizia giudiziaria Sapone e l'indagato Sempio. Per la procura di Brescia questa sarebbe la traccia di una sorta di trattativa che è alla base della corruzione per le mancate indagini sullo stesso Sempio. Perché in quei giorni lì non c'erano né atti da notificargli né motivi per chiamarlo. Allora, come mai lo cercano, lo chiamano, si sentono così spesso e anche in maniera amichevole? Punto primo, punto empirico. Punto secondo, Rita Cavallaro su Il Tempo, che è una collega che ha seguito e segue con dettaglio estremo questa vicenda, ha parlato proprio l'altro giorno, ieri mi sembra, di indiscrezioni che sono uscite sul movente. Movente personale sarebbe quello che ha spinto Sempio all'omicidio o legato a una sfera intima. Un'attenzione particolare di Sempio verso la sorella del suo amico, cioè verso Chiara Poggi. Due gli scenari, scrive Rita Cavallaro, un segreto indicibile scoperto da Chiara e da qui il tentativo di tapparle la bocca, l'omicidio, oppure un approccio sfociato in un rifiuto. Ecco, queste indiscrezioni a me hanno fatto venire in mente una tua considerazione, dopo che c'è stata la famosa intervista di Sempio a Bruno Vespa, no? Quindi ha un grande potere mediatico politico. Tu hai detto qua c'è aria di insabbiamento. Io ho la sensazione che anche queste indiscrezioni possano andare nella stessa direzione. Ma lo chiedo a te, però. No, io penso, guarda, ne parlavo stamattina con uno degli avvocati interessati a questa vicenda. Allora, la prima questione è quella su Sapone e sui carabinieri, sulle telefonate. A me non stupisce più di tanto, rientriamo nell'ambito di un rapporto che non è, Sì. diciamo,
istituzionale, ma un rapporto amichevole, ma che esempio fosse astenzionato da prima del febbraio, cioè era un gossip, no? Ecco, quindi ci sta da qualche punto di vista, o lo hanno avvertito addirittura, non lo so. Le due ipotesi, soprattutto l'ipotesi, la seconda ipotesi, quella del, diciamo che esempio, insomma, che ci fosse una relazione tra Chiara e Sempio, quello sia uno dei moventi, uno degli scenari, è un depistaggio, cioè è un insabbiamento. Sì. La chiudiamo così, Sì, la chiudiamo così, la chiudiamo. Questo è il mio parere. Allora, il parere Marco, anche... ci dobbiamo fermare un attimo, però su questa pista dell'insabbiamento che tu hai coltivato dopo l'intervista di Vegas, se scende in campo Vespa, qua c'è aria di insabbiamento. Poi mi spieghi il perché, che è estremamente interessante anche per il pubblico, ma ci sentiamo tra pochissimo, adesso qualche minuto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma, permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono a numero chiuso, Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour voglio qualcosa di straordinario, allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci di nuovo qui con Marco Gregoretti, mi raccomando il suo canale YouTube, Marco Gregoretti giornalista, c'è il link anche nel post sulla pagina Facebook della radio che introduceva la nostra conversazione. Marco, stavamo dicendo, tu hai messo in luce anche una questione, il rischio insabbiamento. Allora, queste indiscrezioni, perfino Rita Cavallaro, che credo sia una cronista molto scrupolosa, precisa, no? Si è occupata di questa vicenda in maniera molto dettagliata, però quando io ho letto la parola indiscrezioni, mi è tornata alla mente quella trasmissione che tu hai fatto dopo l'intervista, dicevo che Andrea Sempio ha fatto a Bruno Vespa. Anch'io ho avuto la sensazione, qui sono scese in campo le corazzate, cioè Bruno Vespa non è che ci vai a finire per caso, no? Intervistato da Bruno Vespa. Ci vai perché in qualche modo ti offre una sponda di difesa. A che fine? Beh, c'è qualcosa tu hai sentito profumo di insabbiamento di tutta la storia. C'è qualcosa di grosso in ballo, perché c'è stato una dichiarazione del ministro Nordio, no? Poco prima, sì. poche settimane prima, che invitava un attimo, insomma, a un certo punto bisogna rassegnarsi, ha detto Nordio, a non avere più la verità. Ecco, e questo concettualmente, peraltro, nessuno di noi ha la verità in tasca, è un altro limite che abbiamo noi certe volte, che cronisti, giornalisti che pensiamo di sapere tutto, non sappiamo più niente, dobbiamo consumare la suola delle scarpe per sapere qualcosina di minimo. Andare da Bruno Vespa non è mica una roba, tant'è che persone chiedevano quanti soldi ha dato a Vespa. No, non ha dato niente a Vespa, non ha dato niente, ha avuto
ha possibilità di difendersi nella terza Camera della Repubblica. Senti, detta in maniera molto brutale, la Sì. squadretta di Sempio è molto più forte di quella di Napoleone, se Sempio va da Vespa. La dico grossolana, grezza, brutta. La squadretta di Sempio, Cioè lì c'è da difendere qualcosa, insomma, no? Un c'è bene da superiore. difendere qualcosa, secondo me, ovviamente, Mm. secondo me, c'è da evitare che esca qualche cosa. C'è da evitare che esca qualche cosa. Perché Sempio è il pesce piccolo, poi ci sono altri interessi, magistrati, partiti, politica e via dicendo, giusto? C'è partiti, politica, ma poi c'è una questione che non capisco perché. Non capisco perché non si voglia attenzionare, a parte che c'è tutto un discorso che adesso cercherò anche di capire, importante dal punto di vista finanziario, il casino di Campione, cioè lì c'è un altro mondo enorme che meglio tenere a bada. Ma poi non riesco a capire perché venga tacciato di fantasia tutto il discorso del santuario della Bozzola. Il discorso del santuario della Bozzola è un discorso fondamentale in questa vicenda e non è escluso che Sempio sia l'anello di congiunzione che possa raccontare chi ci andava, chi c'era, cosa faceva. Io alcune notizie le ho, però ancora non me la sento. Ecco, ho parlato con delle persone che hanno partecipato anche a questi rituali collettivi, queste messe collettive, eccetera, dove però insomma una persona adesso è piena di psicofarmaci, l'altra persona mi ha detto vabbè, ma sai che quei due che dicono che non si conoscono in realtà venivano qua insieme a queste messe. E poi c'è la testimonianza di Flavius Savu. Sì. Savu, Ecco, lì aprirei, mi ero segnato questo punto, no? Perché Sì. tu ritieni che chi sminuisce l'importanza delle dichiarazioni possibili, ancora tutte da fare, di Flavius Savu, intanto ricostruiamo brevemente chi è un romeno che ha avuto a che fare anche con il rettore il sacerdote di riferimento del santuario della Bozzola, no? Ha avuto a che fare in molti modi, lo ha ricattato per questioni sessuali e via dicendo. E tra l'altro l'avvocato Lovati, uno dei protagonisti di questa storia, era pienamente protagonista anche di quella storia lì, perché è stato il tramite. Firmava diciamo le lettere che servivano poi a Savu, a cui era stata aperta una società, una partita IVA per incassare questi soldi. Proprio il sindaco di Garlasco gli aprì questa partita IVA e l'avvocato Lovati aveva queste lettere, io ce l'ho, faceva queste lettere dicendo che aveva bisogno per le cure della figlia, eccetera, eccetera. Queste lettere Per coprire il passaggio di denari, insomma. Sì, in qualche modo sì. Credo che l'avvocato Lovati l'abbia fatto in buona fede, Credo che l'abbia fatto in buona fede. E comunque, diciamo, tutti dicono questo Savu è un ricattatore, è un millantatore, è uno che non sa nulla ma vuol vendere tutto a caro prezzo. Perfino mi sembra Luigi Grimaldi, no? Ex autore delle Iene, ha detto, mi ha avvicinato questo qui, in cambio di 2-3 mila euro mi avrebbe fatto chissà quali rivelazioni. Ho capito che questo qui era un bla bla e basta, le ho lasciato perdere. Invece tu dici Savu è una persona molto attendibile. Io ragiono da cronista. Io non sono stato avvicinato da nessuno e nessuno mi ha chiesto dei soldi per questo caso, ma se io dovessi dire chi mi ha chiesto dei soldi per rilasciarmi interviste da personaggi mitizzati, da grandi atleti, eccetera, quindi no? Lui io dico questo, lui era latitante da 7-8 anni per questo ricatto fatto a Don Gregorio, e peraltro a Don Gregorio sono arrivati meno soldi, a Savu sono arrivati meno soldi di quelli pattuiti, quindi anche qua, come il solito all'italiana, qualche soldo che doveva andare al ricattatore è rimasto nelle unghie chissà di chi, peraltro, ecco. Un'ottantina di mila euro mi risulta. E lui è scappato, era latitante tranquillo. Dalla latitanza
ha fatto sapere che avrebbe forse rilasciato un'intervista a un talk show, adesso non mi ricordo, si è saputo che avrebbe rilasciato questa intervista, sono andati a prenderlo e l'hanno messo in prigione. Cioè, ecco, allora, lui poteva starsene latitante tranquillo. Cioè, tu hai la sensazione che in qualche modo, anche mettendogli sopra l'etichetta dell'inaffidabile, del ricattatore e del millantatore, sì. il millantatore è un altro discorso, però se gli metto sopra l'etichetta del millantatore inaffidabile lo faccio tacere in sostanza, non lo sentiamo, non ne parliamo. Sì, ecco, a me risulta che invece lo teniamo muto, quello lì non deve parlare, insomma. Quello lì non deve parlare perché allora, quello che sembrerebbe è che lui avesse questi 2 smartphone, in uno di questi smartphone c'erano ripresi i festini terribili. Lui avrebbe detto: io ho paura addirittura di quello che ho visto. No, è che in qualche modo l'avrebbero coinvolto queste cose, ma in questi filmini si vedrebbero delle persone sensibili per l'omicidio di Chiara Poggi. Il problema è che sono andati distrutti, però lui ne avrebbe altri di supporti con questi video, è lì che ruota la cosa. Allora, a me risulta che la procura sia interessata a sentirlo, ma quello che a me insospettisce, perché è una cosa normale, è un elemento di cronaca che un cronista approfondisce come cronista e pubblico ministero lo interroga, punto. Dovrebbe essere semplicemente tutto questo scatenare intorno a Savo, il santuario della Bozzola. Ho sentito anche un collega che conosco bene, che in un'intervista ha detto no, quello serve solo per aumentare l'audience della TV. Invece in TV non se ne parla mai, in realtà, della Bozzola. Non è una delle cose approfondite. Peraltro, quando se ne parla, gli ascolti scendono, perché è un argomento che non piace al pubblico ascoltare, però è un argomento sensibile che va approfondito. Non dico che lì c'è l'alibi, lì c'è il movente, lì c'è l'assassino, dico che dal punto di vista della cronaca va assolutamente approfondita quella cosa, perché al santuario della Bozzola, e questo io lo so, dal santuario della Bozzola è dagli anni 60 che succedono queste cose. Il santuario della Bozzola è in un percorso particolare. E il Papa Francesco ha mandato un procuratore di giustizia al santuario della Bozzola per vedere cosa succedeva. Non è riuscito neanche lui. Don Gregorio è stato trasferito, non so, in un'altra parrocchia. Presso delle suore, mi sembra, una roba del genere. Ecco. È andato a scovarlo Fabrizio Corona. Mi pare. Per cui, voglio dire, tutto questo rabbia intorno a Sau, questo cercare di dargli del millantatore, per quale motivo? Anche i miei colleghi, vai, senti, scava, guarda se c'è del vero, se non c'è del vero, cerca di barrare che ne so. Insomma, secondo te, Marco, Savu sarebbe un passaggio che ci porta in quella direzione di ampliare il quadro, che si ricollega con Clean 1, Clean 2, il casino di Campione, gli affari, gli appalti, il gioco, l''ndrangheta, la criminalità organizzata e la politica, perché questo non è fantascienza, questi sono tutti elementi che già ci sono dentro questa storia, attenzione. E io lo chiedo a te perché sei uno empirico, io non sto facendo un quadro così vasto per far casino, qua ci sono dentro tutti questi elementi e sono dentro di fatto, no? Sono dentro alcuni in potenza, altri già fattualmente. Certo, fattualmente Clean c'è dentro tutto. Ci sono un paio di notizie che sto verificando che confermano un filone finanziario in tutta questa vicenda. Ecco, perché giustamente tu dici la Procura di Brescia ha messo in mezzo la Guardia di Finanza e la Procura di Brescia è fatta di esperti in reati finanziari, no? Qualcosa vorrà dire. Io penso di sì. Io penso che posso pensare qualsiasi cosa, perché anche il balletto dei supporti elettronici del dottor Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato per corruzione per l'archiviazione. Nonché presidente fino a poco fa del Casino di Campione, guarda caso. Il Casino di Campione, ecco, Casino di Campione, al Casino di Campione c'è
come dire, Maretta, perché due consiglieri comunali, che non so neanche di che partito siano peraltro, avrebbero rivelato una cosa strana, comunque, che sarebbe arrivato un assegno di 100.000 euro al Casino di Campione, quando Venditti era presidente, attraverso un conto offshore delle Bahamas, e questo assegno sarebbe partito dalla municipalizzata, dalla Di SM Vigevano. di Vigevano, sì. Mi sembra di sì, sì. Ecco, è una cosa molto strana, però c'è molta maretta su questo, e allora credo che la Procura di Brescia stia mettendo il naso anche Tu dentro. dici alla fine dal Casino di Campione hanno cacciato solo lo chef. Alla fine al Casino di Campione hanno cacciato solo... In realtà credo che se ne sia cacciato, Andato lui. ma che se ne sia a un certo punto. Infatti a me piacerebbe recuperarlo, che so adesso anche dove lavora, da un'altra parte, perché da come ho capito vedeva piccoli meccanismi che però diciamo rendono evidente un sistema, vedeva qualcosa che non funzionava con la gestione delle derrate alimentari, perché lì ci sono gli appalti, Sì, cioè sì. il Casino di Campione, bisogna vedere chi aveva l'appalto delle pulizie, chi aveva l'appalto delle Sicurezza. forniture alimentari, e soprattutto chi aveva l'appalto della sicurezza, perché ognuno di noi, se va a giocare al Casino di Campione, può aprire un conto di deposito, può aprire un conto bancario. E allora la sicurezza vede chi entra, chi esce, dove... No, è importante sapere chi è. Però io penso questo che... mondo del gioco lo aveva già fatto venire fuori bene anche l'avvocato Lovati. Ha detto, io l'ho conosciuto al gioco, il procuratore Venditti. In quello caso erano i cavalli, però insomma, questo poi è diventato il presidente del casino. Ecco, l'avvocato Lovati ha fatto un'operazione. Io ho simpatia umana e anche un po' di tenerezza, e qualche volta ho avuto paura che gli succedesse qualcosa, detto francamente. Non sono l'unico che ha avuto questa paura. Però è anche una mente, è anche un Bertoldo perché è veramente geniale, perché uno che inventa l'investigazione preventiva è un genio. Cos'è l'investigazione preventiva? Proprio giustificando tutte le cose che dicevamo prima di Sempio, no? Ecco, già prima anche lui aveva preso l'incarico di Sempio prima, da Sempio prima che succedesse, ecco. E lui l'ha chiamata investigazioni preventive, e di fatto lui da quello che è uscito, perché non stanno uscendo bene tutte le cose dalle procure. L'interrogatorio di Sapone è stato segretato, sì. ma da quello che ha detto Lovati in qualche modo poi ha era dato tutta una mano a gente, Venditti, questa squadretta di Venditti era tutta gente che giocava forte comunque, anche i più piccoli componenti della squadretta, tipo quell'altro Scoppetta, mi sembra, immagini il carabiniere. no, sì, Quello si giocava più dello stipendio, quindi diciamo tutta gente un po' legata a questo. Però mi ha incuriosito un accenno che tu hai fatto sul casino, no? Sul casino tu hai detto, Marco, aleggia la figura di un politico lombardo che vive a Como, che sta in un posto dove ci sono inchieste sulla criminalità organizzata, un ex parlamentare che ha rapporti diretti con il Casino di Campione e che fa parte di un gruppetto di 3 persone. Il vizio del gioco le ha messi assieme, anche se apparterrebbero teoricamente ad ambiti completamente diversi, anzi contrapposti professionalmente, no? Cosa c'entrano costoro con la vicenda delle indagini in corso? E poi c'è un altro aspetto: il casino è fallito nel 2018 ed è stato proprio l'ex procuratore di Pavia Venditti, in qualità di presidente, a chiedere un arbitrato che da poco ha quantificato una somma stratosferica, 750 milioni di euro di richiesta di risarcimento agli ex amministratori in carica fino al 18. Come si mettono insieme tutti questi aspetti? Per quello che, diciamo, la Procura di Brescia è in gamba nelle indagini finanziarie. No, sulla storia del fallimento ci sono... È un po' complicata, dovrei andare a rivedere bene, perché c'ho qua tutte le cose, perché ci sono stati anche tanti indagati, praticamente era indagato tutto il casino, tutto il personale del casino era indagato, no?
Bisogna cercare di ragionare, secondo me, mettendo dentro tutto. La politica c'entra. La politica c'entra perché c'è in Clean, c'è un parlamentare, un ex parlamentare, ci sono 2 sindaci, uno è mancato, no? Il sindaco di Garlasco. C'è un importantissimo politico. Ovviamente sono cose da, insomma, dobbiamo fare attenzione. Noi della zona di Como, diciamo così, c'è un altro sindaco, un altro ex sindaco che ha dei rapporti strettissimi col Casino. Mi raccontavano che a un certo punto, per anni, a novembre, tutto il personale da novembre a gennaio era in malattia, con certificati medici veri, perché fatti da un medico vero, ma che attestavano sindromi probabilmente inesistenti. Questo era un altro pezzo di costume. Questo costringeva, per esempio, il Casino a reclutare altro personale. No, ecco. Io penso, adesso sto cercando di usare parole antiquerela, anticose, ecco, perché non se ne, perché poi c'è sta storia delle querele preventive che è una roba. Io penso che ci sia, tu parlavi di regolamento di conti all'interno della magistratura, c'è anche un regolamento attraverso, per questo è importantissimo, c'è un regolamento di conti anche nella politica. Anche all'interno perché, sai, quando un paio di partiti. Quando il presidente del Casino, cioè che è un magistrato importante, famoso, Venditti, ti chiede un arbitrato al termine del quale salta fuori una cifra monstra come 750 milioni in capo agli ex amministratori, qui il regolamento di conti c'è per forza. Certo che c'è. Senza dubbio. Così come un altro aspetto, tu ti sei soffermato sul quadro di sistema più ampio, sulle indagini Clean 1, Clean 2. Volevo ritornare un pochino lì, Marco, perché quello è un quadro non nuovo, ma tipico anche di molte delle province italiane. Un sistema di corruzione anche spicciolo, no? Favori, coinvolgimenti, che però in questo caso vanno ben oltre il Pavese, la Lomellina e l'Oltrepo. Tant'è vero che qualcuno ha parlato di Mani Pulite, anche tu, Mani Pulite 4.0 l'hai chiamata, no? Tutta italiana e senza la famosa manina statunitense di cui dicevamo prima. E il livello si sarebbe alzato molto per i personaggi coinvolti, alcuni dei quali non sono ancora usciti, ma sono famosi, conosciuti. E poi c'è questo è un altro aspetto che ci porta inevitabilmente anche, oltre che agli interessi, agli appalti, alla corruzione più o meno spicciola, più o meno elevata, anche alle relazioni politiche, perché la famosa squadretta di Venditti della polizia giudiziaria era legata a doppio filo con la politica, come tu hai detto anche poco fa, no? A me è venuta in mente un'inchiesta che scoppiò nel periodo pandemico sull'ospedale policlinico San Matteo di Pavia. Quell'indagine del 2020, se non ricordo male, fu usata anche in quel caso per regolare dei conti, perché divenne un'arma impropria per favorire un certo giro di interessi. Credo che ci fosse Venditti. Venditti e il pubblico ministero Mazza, che oggi sono indagati da Brescia, a loro volta avevano indagato i vertici dell'ospedale, a partire dal presidente Alessandro Venturi, in piena pandemia, per peculato e turbativa d'asta. Hai ragione. Hanno anche fatto sequestrare il telefono del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che forse è stato sentito proprio in queste settimane da Pavia, dalla nuova procura, e dell'assessore Giulio Gallera, l'assessore alla sanità. E ci ha rimesso la carriera. L'inchiesta finì in nulla, no? Perché da un punto di però vista Gallera ci ha rimesso la carriera. Gallera ci ha rimesso le penne, assolutamente. E questa inchiesta sarebbe nata da un grumo di potere interessato a scalzare l'allora presidente Venturi, che nelle intercettazioni lo dicevano chiaro, questo è inavvicinabile, non possiamo farlo dei nostri, non possiamo corromperlo, lo facciamo fuori giudiziariamente. E questo grumo di potere era interessato a mettere le mani sull'ospedale, altro centro di appalti fenomenali, importanti, no? Su Venturi, presidente all'epoca del Policlinico, sono state fatte diverse pressioni, fino a che salta fuori un'altra roba strana. È la moglie del procuratore Venditti, la quale è capo del personale dell'ospedale San Matteo, che avvisa il presidente Venturi di essere intercettato.
Dopodiché l'inchiesta finisce in nulla, però questo dà l'idea del grumo di interessi forti che comunque sono dietro questa vicenda, no? Dove si mescolano anche questioni personali irripetibili, dove si mescolano anche questioni personali. Noi abbiamo sentito, allora, in questa vicenda, fotocopia del caso San Matteo di Pavia, è toccata anche a delle imprese che hanno dovuto mandare a casa 700 persone, 700 famiglie, poi per essere poi dopo con lo stesso sistema. Voi non ci state in questo sistema, noi vi facciamo fallire. Sì. Punto. Noi vi facciamo fallire. Io ho mandato in onda una volta l'audio di stato lì un po', diciamo, un po' così, una persona, un imprenditore di quella zona mi ha mandato un messaggio audio, mi ha chiamato, poi mi ha mandato un messaggio audio di cavolato nero contro la squadretta e raccontandomi che aveva visto proprio prendere per il collo un imprenditore, o tu mi dai 500.000 euro o io ti faccio fallire. Allora lì c'è stata un'azienda che ha dovuto buttare via non so quanti milioni di ettolitri di vino perché l'hanno fermata, per poi dopo risultare che non c'era nulla, che il GIP che si chiede ma perché? Un altro, quell'imprenditore che adesso non ricordo il nome, è andato dalla trasmissione di Nicola Porro a raccontare che lui per 4 anni il sistema era questo. Sì. Usare le proprie leve, poi c'erano le cose più spicciole, che riguardavano la prima parte, quella di Pappalardo e di Scopetta, ma non è che erano piccoli loro, erano piccoli episodi riscontrati dalla procura da dottor Napoleone, dottor Civardi, che sono stati un po' un grimaldello, penso, per entrare dentro. Ecco Marco, abbiamo pochi minuti, vado per 2 o 3 flash, perché tu hai toccato tantissimi argomenti nel corso delle tue puntate sul tuo canale di YouTube. Per esempio la figura del maresciallo Francesco Marchetto. Tu dici è quello che sa più di tutti, no? E però a un certo punto magistratura inquirenti e investigatori dell'epoca hanno chiaramente, per come sono andate le cose, ricevuto pressioni per farlo fuori, per toglierlo dalla scena e per non ascoltarlo, giusto? Giustissimo. Adesso io sono convinto che lui sappia che ha ucciso Chiara Poggi, però adesso non voglio fargli un dispetto. Io lo conosco da tanti anni, gli avevo fatto una lunghissima intervista nel 2013 per una trasmissione di Italia 1 e lui raccontava tutte queste cose di adesso. Lui è protagonista di quella famosa cena a casa di Riccardo Sindoca, dove c'era lui, dove c'era il primo avvocato di Marchetto che si chiamava Carta e c'era l'avvocato Tizzoni. E Marchetto, che aveva questa cosa di indagare a 360 gradi, l'avvocato Tizzoni gli avrebbe detto no, concentrati solo su Stasi. Poi Marchetto ha avuto tutta la sua vicenda giudiziaria, si sono denunciati e controdenunciati con l'allora capitano Cassese di Vigevano, oggi ex carabiniere. Marchetto ha avuto anche un paio di infarti, questa roba, cioè a casa sua ci sono carte dove c'è tutto e poi c'è tutto un altro scaffale pieno di farmaci perché gli hanno... e lo hanno intimidito in qualche modo, penso io. Poi ci avrà avuto i suoi peccatucci sicuramente, no? Ecco, e adesso si sta togliendo i sassolini dalle scarpe. L'errore, secondo me, che rischia di fare... E quella è un'altra chiave di accesso, un'altra porta di accesso a quel quadro più ampio di cui parlavamo prima, no? Certo, però lui... Ecco, l'errore tu dici quale sarebbe? L'errore che rischia di fare di essere condizionato dalla sua incavolatura che ci sta tutta con
con i personaggi in questione, Ecco. quindi di farsi guidare da quella. Marco, altro aspetto, tu hai raccontato di aver anche recentemente parlato con Michele Giuttari, no? Poliziotto, Sì. grande investigatore del caso del mostro di Firenze. Sì. E non solo, e perché non lui solo, ha fatto tante altre cose. Però tu hai detto, hai riportato tutto questa storia di Garlasco, ho parlato con Giuttari e lui sottolinea una cosa: chi vuole uscire da una setta generalmente esce morto o viene indotto al suicidio. Sì. Qui a Garlasco di suicidi di giovani ce ne sono stati non pochi, e anche di un anziano dentro un cunicolo nel quale nessuno si sarebbe potuto suicidare, ma lasciamo perdere. Ecco, anche un carabiniere. e anche un carabiniere. Ecco, come si collega questa tua osservazione con la bozzola, con quello che avrebbe detto Savu, che porterebbe nella direzione di quella che tu chiami la setta, la psicosetta, non tanto satanica, ma setta, insomma, l'ambiente settario? Sì. E beh, ma io l'ho chiesto, l'ho chiamato apposta. Ci abbiamo parlato apposta e ho detto quella cosa che da una setta si esce o non si esce o si esce morti, perché per me è una chiave di lettura non solo dei suicidi di cui tu hai fatto cenno, ma è una chiave di lettura anche per capire fino in fondo l'atteggiamento a volte reticente di alcune persone coinvolte in questa vicenda, perché comunque la paura è tanta. Ecco. E quindi perché a Garlasco non dovrebbe esserci una setta? A Garlasco c'era una setta. E c'era una setta dove, questo ovviamente, i miei puntini dicono questo, è una delle piste. Per capire l'omicidio di Chiara Poggi non ci si deve fissare su una cosa. Se tu unisci i puntini e trovi riscontri per la rapina andata male, trovi riscontri per l'omicidio intrafamiliare, trovi riscontri per l'omicidio della setta, e trovi riscontri per la pista finanziaria, perché magari Chiara Poggi aveva saputo delle cose. Ecco, c'è un aspetto, adesso proprio ci salutiamo tra pochi minuti, però Sì. c'è un aspetto che mi colpisce e io voglio sottoporre alla tua attenzione, alla tua esperienza, Marco. È il comportamento della famiglia Poggi. La famiglia Poggi è allergica a qualsiasi idea che ci sia un'altra responsabilità al di fuori di quella già accertata, cioè è Stasi, punto e basta, non si discute, non si esce da quel perimetro lì. Allora, io mi sono occupato molto a lungo della vicenda della strage di Erba. Un atteggiamento simile l'ho trovato soltanto nel caso della famiglia Castagna. Quando io cominciai a indagare, ricevetti mail violentissime, pesantissime da parte dei fratelli Castagna dicendo: ma tu non puoi andare in quella direzione, non sei un giornalista, cosa stai facendo? Lascia perdere. Ecco, questa cosa io non l'ho mai capita. Perché la famiglia di una vittima non ci tiene ad avere la verità vera? Perché adesso girala come vuoi, ma in questo caso di Garlasco abbiamo capito tutti che la verità vera non è quella giudiziariamente stabilita, cioè che c'è solo Stasi e solo lui. Questo è poco ma sicuro, no? Allora, perché questa famiglia non vuole la verità? Con tutto il rispetto della famiglia, perché tutti si professano ed è naturale che sia così, rispettiamo il dolore, eccetera, ma un conto è rispettare il dolore, un conto è voler la verità. Allora, poi parleremo una volta anche di Erba, perché io credo che si tratti di regia. Io penso che in tutta questa vicenda di Garlasco, come nella vicenda di Erba, ci sia una regia. E nella regia, nella sceneggiatura scritta dal regista o dai registi, uno o due, c'è scritto questo: Stasi, punto. Stasi, punto. E questa regia ha contatti. Noi dobbiamo pensare, non dobbiamo mai pensare, secondo me, in famiglia Poggi. La famiglia è più larga. La famiglia è Poggi K, tanto per cominciare. Sì. Che ti hanno anche cercato di zittire pure a te, tra l'altro. Sì, mi ha fatto un esposto, ma io non ho mai detto, cioè, anzi, io mi ero molto speso per dire: ma basta dire che queste ragazze sono colpevoli, cioè rendetevi conto che se sono innocenti. Senti Marco, noi dobbiamo proprio chiudere, però questa cosa della regia io vorrei riprenderla con te un pochino, perché è importante, credo, è una cosa importante. Così come mi ha molto colpito che a un certo punto sia comparso un avvocato particolare calabrese alle difese di Venditti e ce n'è un altro alle costole di Lovati. Tutti e due fanno riferimento, diciamo, a un ambiente calabrese di cui magari poi parleremo, non lo so, però mi sembra interessante.
Non lo trovo privo di significato questo aspetto. Per il momento io ringrazio Marco Gregoretti. Grazie a voi. A presto Marco, ci risentiamo presto. Buona giornata e buona giornata Anche a tutti. Anche a te, anche a voi. Avete